Adesso vi parlerò del spissier, parola tutta veneziana come qui che ho detto fin adesso. Spissier era il farmacista e il spissier preparava tutte le medicine che c'era allora, quell'epoca, fra i quali che c'era anche la triacca. La triacca, che adesso ancora che esiste a Venezia, su un'ex farmacia, su Rinaldo è Testa d'Oro, in strada San Pio X, attacca al campo San Bartolomeo, e è scritta, dove che si creava questa triacca, che non era altro che un antidoto per curare i mali, per curare, come che si può dire, tutto, dalle neuralgie, dal tifo. C'era la famosa triacca, che deriva da una parola araba. Questa triacca veniva fatta con queste medicine, con queste polveri, le specialità che aveva lui, e in più anche con i tocchi del serpente. Era questa triacca che c'era 3 persone che formava, ed era come su un masteon, e io lì attorno, e anche cantava, veni, che a triacca ve cura e a triacca ve balsama. E c'era chi pestava su sta roba finché veniva fuori sta pontiglia che era chiamata a triacca. Un altro luogo dove che formava era San Filippo e Giacomo, che mi pare a farmacia si chiama al lupo coronato. Sì, e a memoria non mi inganna. Al lupo coronato. Fuori della porta che c'è una piastra di marmo che ricorda appunto la famosa triacca. Questo che vuol parlarmi si chiamava il spissier.